Si è celebrata a Porto Empedocle la giornata del mare e della cultura marinara che ha visto la presenza di centinaia di bambine delle scuole primarie della provincia di Agrigento che hanno invaso con la loro allegria e simpatia la capitaneria di Porto Empedocle e la Guardia Costiera. L'occasione è stata dotata dalla Giornata del Mare, istituita ai sensi della legge del 2005, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorse di grande valore scientifico, ricreativo ed economico. Ad accogliere piccoli ospiti sono stati il comandante capitano di fregata Gazzo Tedesco con il personale militare della Guardia Costiera, ma anche con i loro marinai dell'Associazione Nazionale Marittima Italia, la Lega Navale Italiana, il WWF, la Riserva Naturale Orientata di Torre Sassa, il Club Nautico Punta Piccola di Agrigento. Tra i primi appuntamenti quello del cortile interno della Capitaneria di Porto, dove sono stati allestiti dei gazebo con materiale illustrativo e informativo delle varie associazioni. I volontari hanno spiegato agli ragazzi le attività svolte dalle loro associazioni, come la salvaguardia delle tartarughe caretta. Quindi la visita presso la sala operativa della Capitaneria di Porto, dove è stato anche simulato un collegamento radio con audio i mezzi nautici del corpo delle motovedette della Guardia Costiera, che sono state viste da vicino nel loro punto di ormeggio presso il porto empedoclino. Celebrare questa giornata significa rinnovare un impegno collettivo, custodire il mare come bene comune, valorizzarne le opportunità e tramandarne il patrimonio delle generazioni future. Sì, anche quest'anno celebriamo la giornata del mare e delle tradizioni marinare. Ormai è diventato un momento importantissimo nel nostro anno, quindi ogni anno celebriamo questa giornata del mare che celebra e sancisce quello che è il profondo legame che l'Italia ha con questa risorsa, una risorsa che è identità e cultura, e noi siamo qui oggi per parlare di questi valori, di questa cultura con le associazioni, la Lega Navale, la Riserva di Torre Salsa, i Marinai d'Italia, per trasmettere ai giovani, alle nuove generazioni questa cultura del rispetto per questa risorsa che è importantissima per loro, affinché ci sia uno sviluppo sostenibile e una vita sostenibile. Non si può prescindere da quello che è il mare. Per qualche minuto i ragazzi sono in sala operativa a vedere e a sentire direttamente quello che succede nel polmone pulsante e attivo della Guardia Costiera. Sì, la sala operativa è il cuore pulsante della Capitaneria, è il cuore pulsante di quelle che sono tutte le attività di salvaguardia della vita umana in mare, ma anche di salvaguardia dell'ambiente marino. In sala operativa arrivano le chiamate di soccorso, i ragazzi sono lì in una mattinata reale e vedono proprio come si gestiscono queste attività e vedono trasparire l'emozione sia degli operatori che rispondono alla chiamata e sia di loro stessi che vedono i vari sistemi che noi abbiamo a disposizione per poter fare le nostre attività, e si rendono anche conto di quanto il mare è bello, ma come bisogna rispettarlo, perché il mare nasconde delle insidie ed è giusto conoscerle, perché solo conoscendole uno riesce ad evitarle. Qualcuno di questi ragazzi potrebbe innamorarsi della divisa? Assolutamente, sicuramente penso si innamori della divisa, penso si innamori di quello che è il corpo della Guardia Costiera, ma soprattutto penso che vada via da qui con un concetto, quello dell'amore per una risorsa mare che è imprescindibile e che si porterà per sempre.